bentornati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di cammini italiani e ci concentriamo su un cammino che si trova in centro Italia e si tratta, come avete visto dal titolo, dell'Alta Via dei Parchi. Questo cammino, a differenza di altri cammini che ci sono qui nel canale che stiamo vedendo un po' alla volta, non ha un background storico, però è stato creato, praticamente è stato voluto dalla regione Emilia-Romagna per promuovere e valorizzare queste aree protette, soprattutto con il turismo sostenibile. Quindi sono state fatte varie iniziative, tra cui anche una ciclovia dei parchi che attraversa appunto questi parchi regionali che sono molto importanti in questa zona. A fianco del percorso in bicicletta troviamo anche l'Alta Via dei Parchi, che è un percorso a piedi, si sviluppa su 3 regioni, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, passando attraverso 10 province che ve le lascio scritte tutte quante qui nel video. E come vi dicevo prima, fare l'Alta Via dei Parchi vuol dire attraversare delle aree naturalistiche protette che sono di un grandissimo pregio paesaggistico. Ci sono infatti 2 parchi nazionali, 5 parchi regionali e un parco interregionale. Tutti questi luoghi qui si possono vedere anche in piccole tappe, nel senso che il percorso di per sé è un grandissimo itinerario lungo quasi 500 km, però data la presenza di queste tantissime città e province che vengono attraversate da questo percorso, è fattibilissimo farlo anche diviso in più giorni, nel senso che se uno vuole prendere un giorno e fare la tappa numero 3 può farlo tranquillamente, perché la città di partenza e la città di arrivo di quella determinata tappa sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Quindi uno può decidere di prendere e fare o tutto il percorso, e si fa più o meno in 4 settimane, oppure scegliere di dividerlo in base alle tempistiche che ha la persona, nel senso che se vuole farlo di una sola settimana si può fare tranquillamente. Inoltre l'itinerario può essere percorso sia da un lato sia dall'altro, non ci sono restrizioni di questo tipo, non c'è un unico senso di marcia, però può essere percorso in tutti e 2 i sensi di marcia, la segnaletica si trova in ogni caso. In particolare la regione Emilia-Romagna si è voluta concentrare sulla valorizzazione dell'intero sistema regionale delle aree protette, anche con lo sviluppo del turismo sostenibile. Ha approvato e finanziato gli interventi proposti dagli enti gestori dei parchi, che coordinano le diverse azioni previste dal progetto dell'Alta Via dei Parchi, che sono la manutenzione del tracciato dell'itinerario, la realizzazione della segnaletica coordinata e la produzione di materiale divulgativo promozionale, che sono per esempio i dépliant guida, le carte dei sentieri, il taccuino dell'escursionista e l'organizzazione di vari eventi. E qui passiamo alle informazioni tecniche, che sono le mie preferite perché ci sono nomi delle città che non so pronunciare, quindi se sbaglio mi raccomando scrivetemeli sotto nei commenti. A proposito, ho anche trovato un sito internet che si chiama How to Pronounce, quindi se sbaglio la pronuncia è colpa di questo sito. Come vi dicevo prima, il percorso è lungo 500 km e si fa in 27 tappe, sono previste 27 tappe in totale, e questo percorso parte da Berceto, in provincia di Parma, nei pressi del Passo della Cisa, e termina all'Eremo della Madonna del Faggio. Si passa lungo il crinale principale fra Emilia e Toscana, sfiorando spesso i 2000 metri di altitudine all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, fino a raggiungere i parchi regionali dell'Appennino Modenese, dove si tocca la quota massima di 1956 metri. Da qui si scende per raggiungere il Parco regionale dei Laghi di Suviana e di Brasimone, e taglia trasversalmente la montagna bolognese per raggiungere il parco regionale dell'Avena del Gesso Romagnola. Attraversa la Romagna toscana e risale verso il crinale principale fino a raggiungere le antiche foreste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e qui è possibile, se si vuole, visitare importanti luoghi spirituali e di fede come il monastero di Camaldoli e il santuario della Verna. L'itinerario poi procede ancora più ad est, attraversando il massiccio del Monte Fumaiolo, e raggiunge l'ultimo parco, quello interregionale del Sasso Simone e Simoncello, e dopo aver toccato la vetta del Monte Carpegna termina il suo percorso appena oltre il confine, nella regione delle Marche, con la bellezza di quasi
quasi 30.000 metri di dislivello totale. È possibile fare questo percorso in bicicletta, come vi dicevo prima c'era sia l'Alta Via dei Parchi sia la Ciclovia dei Parchi, quindi seguendo un tracciato apposta è possibile farlo anche in mountain bike. Essendo i luoghi raggiungibili anche facilmente con i mezzi pubblici, la bicicletta si può tranquillamente trasportare dentro il treno e arrivare direttamente in loco con semplicità e nessun intoppo praticamente. Non sono ancora previste delle credenziali per questo cammino, per questa alta via, però sono in lavorazione, nel senso che si sta lavorando per creare una credenziale per poi avere anche un certificato di fine percorso e tutti i vari timbri da inserire e collezionare durante il cammino. Non è prevista l'applicazione per smartphone, da quello che sono riuscita a trovare su internet, è però possibile comprare la guida dell'Alta Via dei Parchi ed è stata scritta da Mario Vianelli, spero di aver pronunciato il nome correttamente, di Ediciclo Editore. Quindi se voi andate nel sito di Ediciclo Editore trovate la guida di questo cammino qui, che oltre ad approfondimenti storici del percorso, delle varie città che si attraversano, sono presenti anche delle informazioni sulla la cartografia, quindi le varie mappe, i dislivelli, i percorsi, le tappe, tutto quanto, le accoglienze, anche tutto quanto di quello di cui avete bisogno durante un cammino lo trovate dentro la guida, quindi fortemente consigliato l'acquisto prima di partire. Il periodo migliore per percorrere questo cammino va dalla primavera all'inizio dell'autunno. Se avete percorso questo cammino e avete qualche considerazione da fare riguardo all'acqua, non so, vari consigli, se sono presenti le fontanelle lungo il cammino oppure se mancano in alcuni punti, scrivetecelo pure sotto nei commenti, che così siamo già preparati per quando andremo a percorrere questo cammino e sappiamo come organizzarci le varie provviste. La segnaletica di questo percorso è il simbolo del cammino, che è questo che vi lascio qua, l'Alta Via dei Parchi, e trovate le varie frecce direzionali che vi indirizzano in base al percorso che state facendo. Per quanto riguarda le accoglienze, ed è l'ultima cosa di cui parliamo oggi, abbiamo già detto che trovate nella guida tutte quante le informazioni possibili e immaginabili. Nel sito ufficiale che vi lascio sotto in descrizione potete contattare direttamente anche gli organizzatori del percorso e chiedere informazioni tranquillamente a loro. Per esempio, so che per quanto riguarda la tenda, il bivacco notturno è normalmente tollerato, però è sempre meglio contattare tutti i gestori dei vari parchi che si attraversano lungo il percorso per avere la conferma di questa cosa, che magari vi suggeriscono anche loro dei posti dove andare a piantare la tenda, perché in alcuni posti magari non si può, altri sono protetti, quindi meglio non fare casino e sentite direttamente gli organizzatori del percorso per quanto riguarda il cammino in tenda. E anche mi era stato riferito che alcuni tratti della cresta della Vena del Gesso sono molto esposti, quindi chi soffre di vertigini è possibile fare una variante del percorso per evitare quel punto lì che è molto esposto. Quindi anche per questo motivo è obbligo comprare la guida del cammino, perché lì vi spiegano veramente tutto quanto, quindi in base anche a se soffrite di vertigini oppure no è possibile eventualmente fare diversi percorsi per evitare insomma di star male durante il cammino, ma di fare il percorso più adatto a voi. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Avete già fatto questo percorso? Sì? No? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi ricordo che le tracce GPS le trovate o nel loro sito ufficiale oppure nel mio canale Telegram, che vi lascio sempre il link sotto in descrizione. Se avete altre domande a riguardo fatemele pure qua sotto nei commenti. Raccontateci anche se avete in programma di percorrere questo cammino o se lo avete già fatto, e se avete qualche consiglio da dare a chi lo vuole percorrere, tipo me. Per il momento è tutto, grazie mille per essere rimasti con me fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!